in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e della Giornata Nazionale dei Giornalisti Uccisi, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del Paese nella difesa della libertà di stampa. Tajani ha sottolineato l'importanza di un'informazione libera e trasparente come pilastro fondamentale della democrazia, nonché come elemento imprescindibile per il progresso e l'innovazione sociale. In tal senso, ha evidenziato come la libertà di stampa consenta ai cittadini di essere informati e partecipare attivamente nelle decisioni politiche e sociali. Tuttavia, i dati diffusi dall'UNESCO sono preoccupanti. Nel 2025 sono stati documentati 96 giornalisti uccisi, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti, segnando un deterioramento della situazione della libertà di stampa in molte regioni del mondo. La violenza contro i giornalisti è una grave minaccia che implica non solo un pericolo per la vita dei professionisti dell'informazione, ma anche per il diritto dei cittadini a ricevere informazioni verificate. Tajani ha inoltre ricordato che l'Italia svolge un ruolo cruciale a livello internazionale nella promozione della libertà di stampa, partecipando a iniziative globali come la Media Freedom Coalition. L'Italia è anche membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, un'opportunità che permette al Paese di continuare a promuovere la protezione dei giornalisti, soprattutto in contesti difficili. L'impegno dell'Italia è volto a sostenere i giornalisti che ogni giorno rischiano la propria vita per garantire il diritto alla libera informazione. Tajani ha concluso affermando che l'Italia continuerà a schierarsi a fianco di chi difende la libertà di stampa e i valori democratici. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma e in Vaticano il 7 e 8 maggio per una serie di incontri mirati a migliorare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La visita arriva in un momento di tensione diplomatica, con recenti critiche di Donald Trump all'Italia per la sua scarsa partecipazione alla guerra in Iran. Rubio avrà un incontro con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. La visita si inserisce in un tentativo di riavvicinamento diplomatico, mirando a stabilire canali di cooperazione più cordiali. La missione è strategica per rafforzare i legami internazionali e sottolineare l'importanza dell'Italia nelle dinamiche geopolitiche globali. Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi si riaccende con nuove accuse contro Andrea Sempio, l'unico indagato dalla procura di Pavia. Sempio è accusato di omicidio volontario con aggravante di crudeltà, in quanto secondo gli inquirenti avrebbe ucciso Chiara per motivi sessuali legati al rifiuto delle sue avance. La difesa contesta il movente e si prepara per l'interrogatorio del 6 maggio. Nuove prove, tra cui messaggi controversi su forum online, sono emerse, ma Sempio sostiene che si trattasse di un'infatuazione per un'altra ragazza e non per Chiara. La procura ha modificato l'imputazione, escludendo Alberto Stasi dal caso, aprendo la strada a una revisione del suo processo. Il caso continua a evolversi, con l'interrogatorio di Sempio e l'analisi delle testimonianze chiave in programma. Donald Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, segnando un cambiamento nella strategia di difesa globale degli Stati Uniti. La decisione fa parte di un piano più ampio per concentrarsi sull'Indo-Pacifico. Il presidente ha anche criticato l'Italia e la Spagna per non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti, soprattutto nella guerra in Iran, accusando l'Italia di rifiutare l'uso delle sue basi militari e la Spagna di non spendere abbastanza per la NATO. Questo ha sollevato preoccupazioni sul futuro dell'alleanza, con la crescente frustrazione di Trump nei confronti dei suoi alleati europei. La NATO si trova ora in una posizione delicata, con il rischio che una riduzione della presenza militare americana possa favorire la Russia e minare la coesione interna dell'alleanza. La necessità di un impegno maggiore da parte dei paesi europei nella difesa comune è più urgente che mai. A Marsala, la Polizia di Stato ha sequestrato 17 kg di ecstasy, per un valore di circa 780.000 euro. L'operazione ha portato all'arresto di 2 trafficanti.
un uomo e una donna, trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy destinati alle piazze di spaccio locali. L'inchiesta, che mira a contrastare il traffico di stupefacenti dal nord Europa, ha evidenziato il pericolo dell'ecstasy, una droga sintetica molto consumata dai giovani. Questo sequestro rientra in un'ampia strategia di contrasto allo spaccio nella zona, con precedenti sequestri di droga. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha riaffermato l'impegno dell'Italia per la libertà di stampa in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e della Giornata Nazionale dei giornalisti uccisi. Tajani ha sottolineato che la libertà di stampa è fondamentale per la democrazia, il progresso e la trasparenza. I dati dell'UNESCO mostrano un preoccupante aumento dei giornalisti uccisi, passando da 74 nel 2023 a 96 nel 2025. Molti giornalisti lavorano in condizioni pericolose e sotto minaccia. L'Italia, impegnata a difendere la libertà di stampa, partecipa attivamente a iniziative internazionali per proteggere i giornalisti, sottolineando l'importanza di sostenere chi difende i valori democratici. Michael al cinema. Rosa Lazaro o Lazar. Lazar? Abbiamo una minorenne e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché? Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome. Io non dico più niente, tu sei geloso. Chi è quella? La mia paziente. Perché ci guarda così? Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano. Non ti puoi sottrarre ora, sei l'unico che riesce a farla parlare. Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Illusione al cinema. Devo capire che cosa vuole. Vorrei un feedback costruttivo. E anche un lecca-lecca? O solo un feedback? Prenderò il meglio da questo lavoro. No, no, no. Charlie, che abbiamo detto delle risate? Stella, ciao. Dimmi che non ti metterai quello. Nascondi l'emozione per una volta, ti prego. Il diavolo veste Prada 2 al cinema. Ma quella è nera! La porto a mia moglie che ci fa la zuppa, una squisitezza. E tu chi sei? Mortal Kombat sta per cominciare. Get over here! Johnny Cage, sei stato scelto per combattere. Non mi sento a mio agio nel colpire una donna. Non c'entro niente con questo. Sono un attore.